grazie di essere qua tutti insieme, perché questa non è una festa politica, ma è una festa della cultura e dell'identità veneta. L'identità veneta che si riscopre col tanco di Serenissimi che riportiamo a Cittadella. Il tanco è un simbolo di gente che credeva nella propria storia, nella propria identità e che per questa storia e per farla vivere questa storia rischiava la sua vita. È un evento da tenere vivo perché è un evento che non ha creato nessun problema, nessun danno, non c'è la violenza da Dio, c'è soltanto però la voglia di dire al mondo che siamo veneti, che Veneti esiste ancora e che Veneti vuole un futuro che si basa su cultura, sull'identità e su far rivivere quella storia gloriosa che ne ha visto grandi nel mondo. E siccome noi altri vogliamo diventare di nuovo grandi nel mondo, dobbiamo da ricepparsi in mano questa nostra grande identità. Vi ringrazio Flavio Contin, che è uno degli 8 di San Marco, che è qua ancora. Ringrazio Cristian, che è uno dei più giovani che ha partecipato quel giorno in piazza San Marco. Grazie. E ringrazio l'amico Geremia Agnoletti che ne ha chiesto di riportare il tanco a nome del comitato che lo ha acquistato all'asta qualche anno fa e che lo ha rimesso a posto. Rimesso a posto per noi altri qua a Cittadella. Grazie a tutti. Sì, al petto! Consiglieri, pareggiate! Andare, fuoco! Pacchetta! Pacchetta a posto! Armar! Punta! Carica!